Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geracci, benvenuti. Siamo live da Villa Sant'Alfonso a Palermo e Panormus Gela, 14ª giornata del campionato Under 17 Elite siciliano. Situazione che si è calmata un po'. Non è detto che finisca qui. C'è il tiro e il gol con deviazione, il vantaggio del Gela con Nobile, l'1-0 della squadra nissena. Pappalardo, difesa della Panormus non proprio sul pezzo, dato che Provenza stava indietreggiando con lentezza nonostante la corsa degli attaccanti. Occhio alla Panormus che si propone in area di rigore e fa 1-1 con D'Amico il pareggio della squadra di Lo Giudice. È buona questa! Posizione regolare per il sinistro in porta da parte di Imperato, la rimonta della Panormus che si completa così con il gol di Imperato 2-1. Viola, la Motta, servizio dentro ancora Viola, il pallone respinto da Messineo, ancora il portiere del Gela che stavolta non ce la fa a mantenere il pallone prima di varcare la linea. Il gol di La Motta, 3-1 Panormus. Pallone regalato a Bellingardo, profondità, scavalcato Messineo, la mette dentro Imperato per la doppietta personale, per il 4-1 della Panormus. Marco Ferrigno non passa, allora viene lanciata la Panormus, occhio a Messineo che lascia lì questo pallone, l'opportunità per Trapani, il gol dalla panchina mette il suo sigillo